Incentivare agli acquisti sul territorio con azioni che puntino sul fare rete e che offrano sconti e promozioni. Le iniziative messe in campo nel Nuorese in questo anomalo Natale 2020 per rilanciare l'economia locale, già in ginocchio a causa della crisi innescata dal Covid e insidiata dai giganti dell'e-commerce, sono numerosissime. Tra queste c'è anche Natale in Lock-up, l'iniziativa a sostegno dei luoghi della cultura, dell'artigianato e dell'enogastronomia locali per il Natale 2020. Sblocca il Natale, compra locale è il motto del progetto, che riunisce 10 paesi del Nuorese, da Nuoro all'Ollove, da Orune a Mamoiada, passando per Orgosolo, Bitti, Dorgali, Orani, Olzai, Irgoli, e che è la prima iniziativa di marketing territoriale messa in atto da We Are Shardana, una startup nata a Nuoro in piena pandemia dall'iniziativa dei suoi fondatori Alessandro Pettazzi, Cristina Cerine e Maura Fancello, che dopo numerose esperienze all'estero hanno deciso di fare ritorno in Sardegna. Una rete per valorizzare la cultura e il potenziale delle eccellenze nostrane, scommettere sul patrimonio culturale dell'isola perché possa dare un contributo sempre più importante allo sviluppo economico e valoriale della Sardegna. Da qui la nascita del We Are Shardana Pass, che offre ai consumatori sconti e vantaggi in oltre 60 imprese della cultura e dell'artigianato del Nuorese e che mette a disposizione, attraverso una mappa digitale, oltre 200 luoghi meno conosciuti e allo stesso tempo più caratteristici del territorio. E per avvicinare i cittadini alle imprese coinvolte nel progetto, sulla pagina Facebook di We Are Shardana, dove è possibile trovare tutte le info in proposito, sono in corso di pubblicazione brevi video, il primo dei quali dedicato a Nuoro e l'Ollove, per rimanere al corrente delle iniziative culturali e idee regalo per un Natale che supporti l'economia locale.